minaccia ai giovani banditi che ieri hanno rapinato una sala giochi a Portogruaro. La titolare aggredita e minacciata racconta la terribile esperienza ai nostri microfoni. Ho temuto soprattutto per mia figlia. Ed ora la cronaca: potrebbero avere le ore contate i due giovani che ieri pomeriggio hanno rapinato una sala giochi in centro a Portogruaro. Al vaglio degli inquirenti ora i filmati registrati dalle telecamere. Noi abbiamo raccolto il racconto della titolare aggredita. Sentiamo. E d'istinto la mia paura era per mia figlia che si poteva scontrare mentre loro scappavano. E sa, non è che si può prevedere la reazione trovandosi una bambina davanti, cosa poteva succedere. Ha temuto soprattutto per la figlia, Assunta Annunziata, la titolare della sala giochi Regina di Cuoria a Portogruaro, vittima di una rapina a dir poco brutale. Al momento dell'aggressione, la piccola stava rientrando nell'esercizio per portare alla madre il caffè che aveva appena acquistato alla bar vicino. E in quel momento un brivido ha attraversato la schiena della donna, scaraventata a terra da due giovani banditi che, con la scusa di cambiare 100 euro per giocare alle slot, le avevano sottratto la cassetta del distributore automatico. Mi meraviglio perché quell'ora è un'ora di tranquillità, non mi aspettavo un'aggressione. Una rapina in pieno giorno ed in pieno centro, sulla quale stanno indagando i carabinieri di Portogruaro, impegnati ad acquisire testimonianze e a vagliare i filmati delle telecamere collocate nella zona. I responsabili, si parla di due ventenni, potrebbero avere le ore contate ed Assunta Annunziata spiega che nel caso venissero catturati sarebbe anche pronta a perdonarli. A modo mio sì. In che senso? Gli restituisco la botta alla spalla, come minimo, perché quella è stata dolorosa.